Ciao a tutti cuoricini belli e bentrovati alla Cucina del Cuore. Per la serie Ricette facili alla portata di tutti in collaborazione con Lisa in Cucina e Mr. Kitchen The World, oggi vi andremo a proporre 3 versioni di pesto con i pomodori secchi. Vi lascio giù nell'info box anche i link ai loro canali, andate a vedere quale frutta secca hanno utilizzato, così avete la possibilità di realizzare quello che più vi piace. Se volete potete prepararne in quantità come ho fatto io per andare a conservare nei barattolini, ma prima ovviamente sterilizzateli. Se volete vedere come ho fatto io per sterilizzare i barattoli andate a vedere il video della marmellata di limoni, lì ve lo mostro. Vi lascio il link giù nella info box. Ovviamente il pesto di pomodori secchi è ideale sia per farcire tartine per i vostri aperitivi, ma anche per andare a condire un ottimo piatto di spaghetti o di linguine. Vi basterà mettere il pesto in una padella e dal momento che la pasta è cotta andarla a saltare con il pesto. È davvero superlativo. Una manciata di basilico o di prezzemolo fresco e mangerete qualcosa di spettacolare in soli 10 minuti. Vi lascio subito la ricetta e vi mando un grosso abbraccio. Partendo dai pomodori secchi che io ho messo sottovuoto, ho comprato giù in Sicilia, vado ad eliminare il sottovuoto, ovviamente faccio bollire una pentola con l'acqua. Una volta che bolle vado ad inserire i miei pomodori secchi e li lascio sobbollire così 1 minuto e mezzo esatto, non di più ragazzuoli. È trascorso 1 minuto e mezzo esatto, ragazzi, non di più perché altrimenti diventano troppo molli. Andateli a colare su carta assorbente o su un canovaccio pulito. Io li faccio su carta perché altrimenti il canovaccio si macchia tantissimo con i pomodori secchi. Copriteli con un altro strato di carta assorbente e lasciateli asciugare bene. Mi raccomando, questa fase è importante, altrimenti se rimane acqua all'interno è facile che formino muffa. Trascorsa mezz'oretta circa andiamo a tamponare i nostri pomodori secchi per essere sicuri che andiamo ad eliminare tutta l'acqua in eccesso se sono ancora umidi e andiamoli a mettere all'interno di una ciotola. Questi adesso sono tanti, io li andrò a utilizzare un po' per fare i pomodori secchi sott'olio, gli altri per andare a fare il nostro ottimo pesto di pomodori secchi alla siciliana. E passiamo alla vera e propria preparazione del nostro pesto di pomodori secchi. Quindi andate a tostare 50 grammi di pinoli per 1 minuto esatto nel vostro padellino. State attenti perché sono facili da bruciare. Dopodiché andremo a prendere 300 grammi di pomodori secchi. Vi ricordo che queste quantità sono per 4 barattolini da 200 grammi. Ovviamente avremo bisogno di un frullatore potente. Io utilizzo questo della Home Kick e poi di 280 ml di olio extravergine d'oliva. Guardate le confezioni rinnovate dell'oleare a ferlito, il box da 5 litri, guardate che bello. E adesso vi mostro anche quanto pratico è. Quindi andiamo a prendere 50 grammi di pinoli tostati, 20 grammi di basilico fresco, uno spicchio d'aglio dal quale ho eliminato l'anima, come potete notare. Dopodiché andremo a prendere 120 grammi di parmigiano reggiano o grana padano, quello che preferite, e andiamo ad inserire per prima cosa i nostri pomodori secchi, lo spicchio d'aglio, le foglie di basilico che ovviamente abbiamo tutto lavato in precedenza e asciugato. Inserisco anche i pinoli, il grana padano o il parmigiano e solo in alternativa se volete dei fiocchi di peperoncino. A me piace oppure un peperoncino intero, a me piace piccante quindi lo aggiungo. Vado a mettere il coperchio e vado a frullare tutto e nel frattempo inizio ad aggiungere l'olio a filo. Quindi faccio frullare il tutto alla massima potenza per un paio di minuti.
E visto che mi è finito l'olio in bottiglia e devo andarla a riempire, vi faccio vedere quanto comodo e pratico, oltre che essere bello, è il pacco da 5 litri dell'olearia Ferlito. Basta andare a fuoriuscire il tappo spillatore, alzare le alette e guardate qui che olio spettacolare. Semplicissimo e anche comodissimo e guardate che colore all'olio. Non vi posso dire il sapore. Piccola parentesi finita, quindi ve lo volevo far vedere perché trovo una cosa comodissima, ragazzi. Continuiamo ad inserire l'olio e frulliamo fino a raggiungere questa consistenza. Dopodiché lo assaggiate. Se preferite aggiungete un pizzico di sale, ma davvero poco, perché i pomodori secchi sono abbastanza saporiti, caro Siddi Beddi. Dopodiché lo andiamo a invasare oppure ad utilizzare nella nostra pasta. Per la conservazione a lungo tempo, quindi sottovuoto, andate ad abbassare con il dorso di un cucchiaio il vostro pesto di pomodori secchi, dopodiché andate a ricoprire completamente con olio extravergine di oliva, che aiuterà, che servirà in questo caso da conservante per evitare muffa e cose del genere, ok? Ovviamente fatto così potrete conservarlo anche in frigo per 2-3 settimane. Io l'ho lasciato per al massimo 2 settimane perché è finito prima, ragazzi, ma vi consiglio davvero di farlo oppure lo potete mettere nei bicchieri, dosare la porzione che utilizzereste voi per la vostra pasta, dosarla nei bicchieri di plastica e metterla in congelatore per, che ne so, un po' di tempo. Non ho mai provato quanto a lungo perché quando faccio il pesto di pomodori secchi se ne va subito a casa mia perché piace tantissimo. E per quanto riguarda questa videoricetta è tutto, spero che vi piaccia vivamente e che la proviate, inviatemi le foto mi raccomando perché mi rendete fiera. Ringrazio anche la mia amica Stefania Di Bernardo che mi ha regalato queste meravigliose ciotole rosse. Ci siamo conosciute questo fine settimana in Sicilia. Grazie Stefania, ti voglio bene, andate a trovare il suo canale Stefania Di Bernardo Makeup, lei fa trucco. Se vi piace truccarvi vi darà dei consigli pazzeschi. Cari amici, per quanto riguarda questa ricetta è tutto, grazie ancora, andate a vedere la versione del pesto al pomodoro secco di Mr. Kitchen in the World e di Lisa in Cucina. Alla prossima video ricetta dalla cucina del cuore. Ciao carosi belli!